Come tante volte accade ed è accaduto ad Agrigento, quando c'è un problema la strada viene chiusa, transennata, interdetta al traffico e si va avanti. È accaduto col viadotto Morandi, è accaduto in Via Volpe, ancora oggi chiuse, e stamani siamo al Viale dei Pini, dove la strada è stata interdetta al transito a due ruote, quindi possono circolare solamente le macchine e gli autobus. Questo perché il Viale dei Pini ha una caratteristica che gli dà proprio il nome, ovvero i pini. I pini dissestano il manto stradale da anni, ma non solo. Dissestano i muri delle villette che insistono sulla strada. Quindi negli anni qual è stata la soluzione? Nessuna. La strada non è stata manutenuta, gli abitanti si lamentano, si era pensato di sradicare, di tagliare gli alberi, ma questo non è stato possibile. Si era poi pensato di restringere la carreggiata, mantenere un solo senso di marcia, ma questo non è stato possibile. Oggi dunque si chiude al transito di biciclette, motorini e ciclomotori, con notevoli disagi non solo per tutti i fruitori della zona balneare che d'estate si riversano nel litorale, ma anche il malcontento degli abitanti. E la cosa paradossale a proposito degli abitanti è che qualcuno di loro sta anche pensando di chiedere i danni al comune per i disagi e dissesti che provocano proprio le radici dei pini. Purtroppo è uno schifo camminare, non si può nemmeno camminare perché deve scansare tutti questi buchi, perché gli alberi purtroppo hanno distrutto tutta la strada. Sai che hanno interdetto il transito ai mezzi a due ruote? Qua in questa strada non lo so, io è la prima volta che passo dopo 2 mesi. Secondo lei è una soluzione giusta in previsione dell'estate? Almeno per i motorini sì, perché è pericolosissimo. È pericolosissimo e si possono fare incidenti ogni giorno. Lei che ne pensa? Incidenti mortali, perché uno va per scansare una buca e va a finire sopra una macchina. Viale dei Pini interdetto al transito di mezzi a due ruote, lei cosa ne pensa? È una bellissima idea, una genialata direi. Soprattutto in visione dell'estate? È chiaro, qua noi a San Leone, almeno chi abita a San Leone in questo periodo va in giro solo con mezzi a due ruote, non sicuramente con le macchine, specialmente il sabato e la domenica quando arrivano tutti i visitatori dai paesi vicini. Quindi avere chiuso questa strada, almeno ancora non so se è ufficiale o se non è ufficiale, ma se si pensa di chiudere questa strada alle due ruote sarà un bel aiuto per il traffico agrigentino. Però è pericoloso, basterebbe invece trovare i soldi delle commissioni che si sono sprecate e riasfaltare questo pezzo della strada. Si riscava dove c'è la pericolosità e si mette di nuovo il manto stradale.